conoscendo Ale, lo dico sempre, mi fai tu in silenzio, no, perché? Non pensi... cosa dovrei dire, scusa? Pensi qualcosa di questa situazione che ho appena detto, che comunque è una situazione molto, molto difficile. Tu stai parlando, diciamo, per quanto riguarda la situazione delle case, degli affitti. Eh sì, perché costano tanto, perché la gente non se le può permettere, quindi... Quindi dici che dobbiamo dire qualcosa? Io direi, io l'ho detto, dovresti dirla anche tu. E siamo a parlare! Parliamo! E allora, amici miei, io personalmente sono andato a vedere un monolocale. Mi ha detto il proprietario: questo è l'angolo cottura, questo è l'angolo pranzo, questo è l'angolo giorno, questo è l'angolo notte, mi devi dare 4.000 euro al mese. Quanta? 4.000 euro al mese? Io se ti do 4.000 euro al mese a te, l'unico angolo che mi serve è l'angolo della strada, perché devo chiedere la colletta! E allora, amico mio, voglio semplicemente dire che già pagare 500 euro d'affitto è un miracolo. Mio zio l'altro giorno ha avuto un problema grossissimo perché si è presentato il padrone di casa e gli ha detto: voi mi dovete ancora tanti anni arretrati. Ha detto mio zio: e a voi? Ha detto lui: sì. Ma quando mai? Quando mai? Poi l'ultimo fitto che mi avete dato era in lire. E allora non si può nemmeno acquistare una casa, amici miei. Ora ho capito perché si chiama nuda proprietà. Perché dopo che hai pagato per 50 anni il mutuo, non ti sono rimaste nemmeno più le mutande. Questa è la verità. Oh frate. Ho parlato. 5? Hai parlato? Aspetta, dammi 5. Ho parlato. Dammi 5. Ho parlato. Ha parlato.